Una costola della maxi inchiesta sul Mose, solo la punta dell'iceberg di un nuovo filone che prosegue, secondo la Procura di Venezia, che ha condotto l'indagine. Corruzione, ancora una volta coinvolti imprenditori, dirigenti e funzionari pubblici, rappresentanti di quegli enti che dovrebbero vigilare come Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. Denaro, regali, cene, addirittura assunzioni per eludere le verifiche fiscali o ridurre le sanzioni per evasione. 16 ordinanze di custodia cautelare, 14 in carcere, 2 ai domiciliari che hanno investito più province, da Venezia a Belluno, da Treviso a Verona. Detenuto a Genova il tenente colonnello della Guardia di Finanza Vincenzo Corrado, 52 anni, residente a Treviso. La mole degli atti è tale che prudenzialmente è necessario studiarli approfonditamente prima di fare qualsiasi valutazione. Quello che intanto posso certamente dichiarare è che lui nel suo ruolo e nella sua funzione non ha avuto alcuna non era parte degli accertamenti che vengono contestati, quindi non era il pubblico ufficiale che si occupava delle verifiche che vengono contestate nei capi di imputazione. Lunedì o al massimo martedì l'interrogatorio di garanzia. Ieri è rimasto evidentemente molto sorpreso, quasi scioccato dall'ordinanza di custodia cautelare. Lo incontrerò nella giornata di lunedì e quindi potrò verificare questi primi 2 giorni di detenzione, gli effetti che hanno avuto sulla persona innanzitutto. Quello che di sicuro emerge è l'ennesimo scossone per l'intero sistema veneto. Le centinaia di pagine di intercettazioni descrivono una rete di legami illeciti tra pubblico e privato, ma parlano, a onor del vero, anche di funzionari che non si sono fatti corrompere e che alcuni colleghi odiavano per questo e cercavano di bypassare. Uno spiraglio in uno scenario già duramente provato dallo scandalo Mose.